Buongiorno, focus bollettino colture erbacee e aggiornamento. Continuiamo a parlare di diabrotica del mais perché le temperature elevate degli ultimi giorni hanno accelerato il ciclo di questo parassita e siamo arrivati al momento delle decisioni importanti per una intelligente difesa integrata da questo parassita del mais. La buona parte della popolazione ormai ha raggiunto l'ultimo stadio di sviluppo larvale, sono comparse le prime pupe, ma la cosa più importante oggi è che ormai la grandissima parte delle uova, sono schiuse, è schiusa. E quindi è possibile oggi seminare mais anche in terreni che hanno ospitato mais l'anno scorso, in zone con elevate popolazioni di diabrotiche, quindi a rischio di danno da diabrotica, senza un apprezzabile rischio di danno alle radici del mais che andiamo a seminare adesso e, soprattutto con una bassa produzione di adulti da questo mais, quindi non andremo a contribuire al mantenimento di elevate popolazioni di diabrotica che costituiscono il rischio per il mais in futuro. Quindi da da domani in avanti è possibile seminare il mais, con basso rischio di danno alle radici e con basso rischio di produrre adulti dai terreni che adesso andiamo a seminare a mais. Via libera quindi, per il mais, anche se segue il mais, nelle zone ove, è importante produrre più mais possibile. State attenti ai prossimi bollettini, seguiteli perché a breve arriverà un'altra informazione importante, la comparsa dei primi adulti e quindi il momento utile per installare in campo le trappole cronotropiche per valutare i livelli di popolazione e quindi sapere se nell'anno successivo si potrà ancora seminare mais senza rischi particolari di danni o se è invece necessario procedere alla rottura della monosuccessione. In questo caso useremo per il monitoraggio le trappole cromotropiche che sono già state descritte in precedenti bollettini. Seguiteci, alla prossima!